Mario Biondi su FM Italia. Adesso voltiamo pagina all'interno di Free Pass, come spesso capita. Noi parliamo di vita quotidiana, di tutto quello che fa parte a 360 gradi della vita, e allora abbiamo avuto la possibilità di conversare con Luisa Ardita qualche istante fa insieme a Maria Infantino. A proposito, dico a tutti coloro i quali hanno inviato dei WhatsApp mentre la chiacchierata era in corso, glieli abbiamo fatti leggere, quindi sicuramente sono arrivati a destinazione. Ma adesso voltiamo pagina, cambiamo argomento e parliamo di qualcosa che tra l'altro mi fa molto piacere sottolineare. Ecco perché non sono sola, ecco perché accanto a me c'è Gaetano Bongiovanni, buongiorno e ben trovato. Buongiorno. E Melania Zanti, salve. Altrettanto a te, ben trovata. Grazie. Probabilmente prima volta all'interno dei nostri studi per Melania Zanti, cake designer, e tra poco vi spiegheremo il motivo per cui sono tornati a trovarci, mentre Gaetano Bongiovanni, è un abitué. Mangiare bene non solo, l'associazione organizza tante manifestazioni, una fra tutte il Coffee Show Latte Art, anche quest'anno tra l'altro bel successo, cresce, continua a crescere. E a proposito di questo, tra gli aspetti in crescita c'è anche la qualità dei concorrenti che ogni anno arrivano a Siracusa, tappa ufficiale tra l'altro nell'ambito dei campionati nazionali di Latte Art. Da qui si qualificano due persone, anzi forse tre, sono due che poi hanno l'accesso diretto alla finale di Rimini, e infatti ci siamo quasi. Sì, infatti dal 23 al 27 durante la fiera appunto del Salone Internazionale della Gelateria e Pasticceria a Rimini ci sarà un'area tutta dedicata alla caffetteria, dove ci sarà anche il campionato italiano baristi. Nella specialità del latte art, due siracusani, quest'anno per la prima volta due. Ecco perché dicevo l'orgoglio maggiore, sì, due siracusani si sono classificati a partecipare proprio alla finale. Uno è Giuseppe Fiorini, che già si era classificato anche l'anno scorso, che aveva preso anche il quarto posto assoluto nazionale. Quest'anno si ricandida, quindi speriamo, facciamo in bocca al lupo e gli auguri che possa fare ancora meglio il rispetto risultato all'anno di quest'anno. E in più c'è anche un altro ragazzo, Giuseppe Valvo di Palazzolo, che si è classificato al secondo posto, dove dobbiamo tifare anche per lui per vedere un attimino di portarlo quasi vicino al podio, quantomeno al podio. Dal 4 ottobre scorso ad oggi, insomma, hanno avuto un po' di tempo per allenarsi, per continuare a sperimentare qualcosa di sempre migliore. Ci sarai anche tu, naturalmente, li accompagni? Sicuramente, infatti partirò nei prossimi giorni e li affiancherò anche a livello morale, più che altro, perché a livello così già loro si sono allenati singolarmente, ognuno preparerà un cappuccino decorato secondo delle loro tecniche particolari, certo, per colpire la giuria, che possa stupire di fatto, e via dicendo. Quindi saranno belle sorprese. Oltretutto c'è anche la possibilità di poterli seguire in streaming direttamente dal sito ufficiale della fiera direttamente. Bene, quindi, e questo è un ulteriore passaggio per chi volesse sapere come va a finire, qual è la puntata successiva, quella che magari si sono gustati dal vivo proprio qui a Siracusa. Ma se qui abbiamo presente anche Melania Zanti, non è soltanto per parlare del campionato, per dare un in bocca al lupo ai nostri rappresentanti, nostri in quanto anche siracusani, ma perché essendo cake designer hai molto a che fare con questa edizione, perché c'è la possibilità di vedere, di riproporre qualcosa che è stato anche momento di premiazioni, di gradimento. Parliamo di una torta, ma spiegacelo tu. Certo, quest'anno in collaborazione con Mangiare Bene Non Solo, durante la gara del Coffee Show Latte Art è stata indetta una gara di dress coffee cake design, e quindi la torta vincitrice, grazie alla collaborazione con la Compite, potrà partecipare, potrà essere esposta all'interno del padiglione della Compite al SIGEP di Rimini. Prima che venga esposta lì, noi la stiamo già mostrando, però sul 641 del digitale, che come sapete è FM Italia TV, e quindi una chicca per chi non avesse avuto il piacere di ammirarla proprio durante lo svolgimento di questa competizione. Dress coffee cake, nel senso che il tema era ben specifico. Sì, allora la gara era indetta all'interno dell'evento del Coffee Show Latte Art, quindi l'evento doveva comunque rispecchiare sempre il caffè, quindi abbiamo cercato di
creare un tema che combaciasse sia col fashion, e quindi abbiamo scelto il dress come tema, quindi gli abiti, però abbinati sempre al caffè, quindi gli abiti di alta moda riproposti con dei piccoli particolari di caffè, magari poteva essere un particolare di un chicco, il colore magari che si abbinasse sul marrone, qualcosa che potesse comunque ricondurre al caffè e alla sua identità. Flavia Stroscio l'abbiamo già nominata? Sì. L'abbiamo nominata, la salutiamo però, le facciamo anche ancora una volta i nostri complimenti e gli in bocca al lupo, quelli non mancano mai. Come funzionerà allora anche questo aspetto? In sostanza nello stand della Compite, quel Consorzio Pasticceri Italiani, è uno degli stand più grandi della fiera del SIGEP Italia. Ci sarà un angolo, perché poi ci sarà poi anche una zona dedicata al Compite Sicilia. Proprio in quella zona del Compite Sicilia sarà esposta questa torta che è quasi 1,80 m, circa 1,70 m di altezza, quindi sarà esposta in occasione appunto per ricordare che ha partecipato al Coffee Show Latte Art, e con l'evento organizzato da Melania con il Coffee Dress Competition. Certo che tu arrivi ovunque, stavo facendo questa considerazione. È proprio questa, che i responsabili del SIGEP credono in questa sinergia del Coffee Show e con il consorzio Compite, perché vogliono portare questo evento anche a livello nazionale, tant'è vero che nei prossimi giorni saremo lì in fiera a consegnargli anche una targa al presidente nazionale, proprio per creare questo gemellaggio e questa sinergia per i prossimi anni. Che nei fatti si sta già creando quasi spontaneamente, sebbene con il tuo pressing che immagino sia consistente, però comunque anche i risultati poi agevolano il percorso, che non è certamente in salita, al contrario. No, al contrario, perché è diventata una cosa normale, cioè nel senso che è piacevole, che l'hanno accettata come una cosa positiva, perché diventa una cosa in crescita. Tra l'altro la tua manifestazione, il Coffee Show Latte Art, quest'anno ha anche avuto un riconoscimento che senz'altro è tra i più significativi. Expo ha avuto il patrocinio, il piacere, stavo dicendo, di mettere il proprio marchio anche sul Coffee Show Latte Art. Infatti è stata uno dei pochi eventi nel nostro territorio che ha avuto, diciamo, il riconoscimento come evento correlato, e quindi abbiamo ottenuto il patrocinio a titolo gratuito, però di essere presenti anche sulle pagine istituzionali degli Expo 2015. E allora, mentre ringrazio Gaetano Bongiovanni per essere stato su FM Italia, Melania Zanti per la stessa identica ragione, rinnoviamo gli in bocca al lupo ai nostri siracusani che saranno lì insomma a contendersi il titolo. Perché no, mi piacerebbe poter tornare qui anche con loro per festeggiare magari un primo posto, ma mi basta anche un secondo, anzi il primo e il secondo sarebbe l'ideale per i due siracusani, Giuseppe e Giuseppe. In bocca al lupo a Giuseppe, a entrambi Giuseppe, perché entrambi si chiamano Giuseppe Fiorini e Giuseppe Valvo. Grazie ancora e in bocca al lupo anche a voi, naturalmente sempre buon lavoro. Grazie. Buona giornata. Grazie anche a voi.